Anche oggi ci siamo dati da fare con i nostri colleghi amministratori per cercare di dare un'opportunità in più ai comuni. Abbiamo chiesto all'assessore Finozzi, che è qui con noi, di parlarci delle opportunità che la Regione può dare ai comuni dopo un'estate decisamente negativa, e mi pare, da quello che ho sentito, che ci siano delle importanti novità, in particolare per il turismo sostenibile, cioè per chi meno fortunato di noi può muoversi, vuol muoversi e venire nelle nostre belle realtà. Ricordo ai colleghi sindaci che il Veneto è una grande fonte di turismo e quindi anche di opportunità economiche, e i nostri comuni se la devono giocare tutta su questo, perché mentre alcune altre opportunità di tipo industriale potranno anche perdere la priorità, considerata la globalità del lavoro ormai presente dappertutto, il nostro Veneto, il nostro turismo, le nostre bellezze, le città d'arte, le montagne, il mare, i fiumi, i laghi, tutto quello che noi possiamo offrire l'abbiamo, e deve diventare per noi un'opportunità, specialmente per i giovani, di lavoro. Quindi mettiamoci in rete, lo dico sempre, come ANCI. Come ANCI vuol dire come sindaci, lavoriamo insieme e cerchiamo di dare ancora spazio al nostro futuro.